Un altro pezzo del passante, un'altra opera che di fatto ha il compito di decongestionare il traffico, soprattutto pesante, dal centro di Quarto d'Altino ed agevolare la circolazione degli automobilisti verso il mare. Questa mattina, alla presenza delle autorità, si è svolta la cerimonia con taglio del nastro e via libera alla circolazione, una strada lunga quasi 2500 metri. Ricordiamo che è un'opera all'interno delle opere complementari del passante di Mestre nell'area veneziana, ma però la direttrice Treviso, provincia di Treviso verso Jesolo è importantissima. Questo permette sicuramente a Quarto d'Altino di sollevarsi dai grandi problemi che aveva nel centro storico, dare maggiore fruibilità al percorso. Non solo, aggiunge Muraro, lungo la via del mare attendiamo da tempo un'altra opera importante. Noi stiamo ancora attendendo l'altra opera che riteniamo indispensabile, che è la Treviso Mare, non a pedaggiamento però, ma un'opera aperta, free, libera per i trevisani. Intanto la circonvallazione est riuscirà ad alleggerire il traffico ormai congestionato dal centro di Quarto d'Altino. Siamo soddisfatti che questa strada sia stata aperta prima di Pasqua, spiega il sindaco Silvia Conte, perché i flussi legati al mare ormai stanno iniziando e per il territorio questa bretella dà un respiro importante. L'intervento è costato 11 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione. Sono risorse importanti che ricadono sul territorio e che peraltro, devo dire, mettono anche in moto poi un indotto, perché non è solo una costruzione di una strada, ma è tutto l'indotto economico, insomma, ed industriale che ovviamente va a ricaduta. Un po' alla volta, spiega l'assessore Coppola, arriveremo dappertutto, i tempi fino ad ora li abbiamo rispettati e non abbiamo mai mancato l'attesa del territorio.